wop a doo wop shoo be doo wop a doo wop a doo wop shoo be doo. La Padova Nuoto si è aggiudicata la 18ª edizione del Trofeo del Santo, una superiorità messa in luce nelle infinite sfide tra i nuotatori delle 20 società che hanno animato la caldissima e stupenda giornata agonistica nella cornice degli impianti padovani. Al secondo posto è arrivata la compagine veronese della Leosport, che ha preceduto il team veneto. Oltre 400 nuotatori in gara, tra i quali anche il veronese Luca Pizzini nella specialità della rana, bronzo Londra agli europei, e il padovano delle fiamme gialle Andrea Toniato, ranista, inseriti entrambi nella nazionale italiana alle Olimpiadi di Rio 2016 e intervistati da Cristina Chinello. Questo è un momento di preparazione abbastanza fondamentale nella preparazione per gli europei, diciamo, quindi ci sarà questa gara, poi i giochi di Mediterraneo e i Sette Colli a Roma e poi si va dritti agli europei. È un periodo un po' di transizione fatto di molti allenamenti e fatiche, quindi la sensazione non è di stare proprio benissimo, però è una cosa normale che si affronta tutti gli anni in questo periodo. I tuoi obiettivi per l'europeo? Beh, l'europeo punto di fare qualcosa di buono sicuramente, sono un po' scaramantico quindi non dico niente, però dai, punto a fare il massimo che posso. Com'è questa edizione? Beh, come sempre è sempre bello tornare a casa a fare i trofei, quelli che facevo già 15 anni fa, quindi è sempre bello, ritrovo sempre con piacere molti amici che nuotavano allora con me, adesso sono passati magari dall'altro lato del cronometro, però insomma è sempre bello tornare. Tu stai affinando la preparazione in vista di una possibile partecipazione agli europei, giusto? Sei molto vicino al tempo di qualifica. Sì, agli assoluti ho nuotato a 14 centesimi dal tempo di qualifica. Io adesso, a differenza di Luca, sto preparando i giochi del Mediterraneo e il Sette Colli, perché sono le ultime possibilità per fare il tempo e speriamo bene. Quanto mai soddisfatti gli organizzatori per il grande evento e per il risultato ottenuto, che ha portato alla Padova Nuoto tantissimi appassionati. A seguire anche le nuove promesse del nuoto come Thomas Ceccon e Giorgia Bondani, ma soprattutto i dirigenti della società, a partire da Guido Taglia della FIN di Padova e del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle per i risultati ottenuti dagli atleti di una ventina di società venete. È un appuntamento molto importante, poi vedere 400 atleti di 27 squadre che si sono confrontati in acqua è stata una cosa stupenda, vedere tutti sti ragazzi che si dedicano con passione all'attività del nuoto, e poi ci dà molte soddisfazioni anche a livello nazionale e internazionale, perché dobbiamo ricordare che le piscine del Veneto danno tanti campioni che poi vanno anche alle Olimpiadi e ci fanno sempre sognare. È uno sport che parte dai piccoli fino ai grandi e credo che questo sia molto importante. Importante è anche poi che ci siano questi impianti come quello della Padova Nuoto che si dedica con passione a formare delle squadre che danno delle soddisfazioni anche vincendo grandi, e quindi questo è merito anche di tecnici e volontari che lavorano per il grande sport della nostra regione. Una serie di innumerevoli sfide all'ultima bracciata hanno entusiasmato i presenti, come qualche ex campione ai bordi della piscina presente alla giornata del nuoto. Entusiasmante la sfida finale dell'australiana maschile e femminile, vinta rispettivamente da Giorgia Bondani, Leosport Verona, e da Francesco Peron, dello Sporting Club Noale. Alle premiazioni era presente anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina, che ha parlato del futuro della piscina padovana. Essere qui alla Padova Nuoto con questa edizione del Trofeo del Santo, vedere uno spettacolo, perché atleti fantastici, una gara finale, quella dell'australiana sia maschile che femminile, con un'eliminazione diretta sui 50, bellissimo, molto appassionante, moltissima gente, si vede che c'è voglia di sport e Padova da questo punto di vista è recettiva, quindi siamo felici. Quando è nato il Trofeo del Santo era l'unico appuntamento che gli agonisti del nuoto avevano per confrontarsi a livello nazionale. C'è qualche novità in proposito? Sì. C'è la volontà di ritornare a Padova a fare un campionato italiano, è necessario rivedere questo impianto che è storico ma quindi va sicuramente rimodernato. Siamo già d'accordo praticamente su tutto, il progetto è già stato visto, vogliamo fortissimamente il Comune di Padova e la Padova Nuoto riportare i campionati italiani
e quando due persone, due enti, due società vogliono la stessa cosa, molto spesso si realizza. Le premiazioni finali per i vincitori delle varie specialità ha concluso la super giornata agonistica alla Padova Nuoto e, pensando già al futuro, autocandidatasi ad ospitare gli assoluti d'Italia con un impianto rinnovato.